Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. A chiunque è capitato di andare a un pronto soccorso in Calabria e di aspettare ore e ore per essere visitato. Ogni giorno si registra da Cosenza a Catanzaro, a Reggio, alla Mezzi, a Vibo, nei pronto soccorsi, una sorta di sofferenza che tocchi con mano, che vedi, che senti, che respiri se ci vai, barelle, dolore, richiesta d'attenzione. Bene, che cosa succede nella nostra sanità? Certo, nei pronti soccorsi non è la folla oceanica nei pronti soccorsi o il girone dantesco nei pronti soccorsi calabrese non è una prerogativa di questa terra, perché anche in altre regioni si verifica questo, però da noi è accentuata, è più forte, è più visibile, perché negli anni chi ha gestito la sanità evidentemente ha pensato bene di non investire in soluzioni che potessero in qualche modo garantire ai cittadini una risposta alla domanda di sanità corretta, lineare, come conviene alla società civile. Noi oggi vogliamo farvi vedere che cosa avviene nel pronto soccorso di Cosenza. Abbiamo ricevuto tantissime lettere e email in questi mesi, c'è di tutto e di più, perché abbiamo grande rispetto del cittadino utente e vogliamo che ovunque questa figura venga tenuta in debito conto. Al primo posto, quando si va a pensare un progetto sanitario, bisogna tener conto dei cittadini. Dimostreremo col passare del tempo in questa trasmissione che cosa avviene in un giorno qualsiasi. Infatti la trasmissione si chiama Un giorno nel pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza. Con noi, collegata proprio dall'Annunziata, c'è Rosalba Baldino. A te, Rosalba. Sì, direttore, noi ci siamo, sono qui insieme al primario del pronto soccorso, il dottor Michele Mitaritonno. Lui ha un cognome che con me non so perché ho un po' di difficoltà, l'ho imparato e l'ho imparato bene. Con lui faremo proprio il percorso che chi arriva in emergenza qui al pronto soccorso percorre di solito a piedi e poi con l'ambulanza. Noi in questo momento ci troviamo proprio dinanzi nel piazzale antistante il pronto soccorso. Ci sono due ingressi, uno pedonale, l'altro per le ambulanze, la cosiddetta camera calda. Ci sono delle difficoltà, nel senso che ci spiegava prima il dottore, che sono di carattere strutturale. In teoria, in quella che vedremo che è la camera calda, i pedoni non dovrebbero passare, non dovrebbero attraversare quella struttura, invece così non avviene, non è possibile, non c'è altra via per poter accedere al pronto soccorso. Oggi vi diciamo è una giornata tra virgolette tranquilla, è appena arrivata un'ambulanza, però il dottore dice che nonostante abbiamo visto tante barelle, no, in attesa, tante persone, è una di quelle giornate che loro non definiscono per parlare con il loro linguaggio da codice rosso. Sì, oggi non è una giornata di quelle di quelle impegnative, ecco, stiamo sicuramente lavorando, però tutto defluisce in maniera abbastanza tranquilla rispetto ad altre giornate in cui chiaramente la quantità di gente, la complessità di casi rende un po' più complicata la gestione e chiaramente crea un po' più di confusione, ecco, sì. Certo, dottore, facciamo insieme a lei questo percorso. Allora, entriamo dall'ingresso pedonale, dal triage, lo vediamo. Di solito chi arriva chiaramente non in emergenza fa questo tipo di percorso. Sì, diciamo che questo è il percorso che facciamo quando il paziente arriva a piedi, quindi quando è in grado di deambulare autonomamente. In alternativa, come avete visto prima, questa tenda azzurra è la via di accesso a quella che viene tecnicamente definita come camera
camera calda, ovvero lo spazio all'interno del quale arrivano le ambulanze con i pazienti un po' più gravi, o eventualmente, come talvolta accade, arriva la macchina del cittadino che porta il suo congiunto, che evidentemente per motivi, diciamo così, ancora culturali, di scarsa propensione a chiamare il 118 o quant'altro, lo portano direttamente con il proprio mezzo ed entrano in questa che si chiama camera calda. Dopodiché si accede di qui. Ecco, noi stiamo facendo la strada che farebbe un tranquillo pedone, ma invece se guarda a sinistra lì c'è un'ambulanza, venga che le faccio vedere. Ed è questa esattamente dove si trova l'ambulanza, la cosiddetta camera calda, che è strutturata in maniera tale da poter accogliere fino a 4 ambulanze contemporaneamente. Il paziente arriva qui con l'ambulanza, come lei vede, viene tecnicamente, si dice, sbarellato dall'ambulanza e in base al codice di gravità segue 2 diversi percorsi. Se è considerato un codice, se l'equipaggio dell'ambulanza lo codifica con un codice giallo o verde, il paziente viene fatto transitare da questa porta. Se invece è un codice rosso, seguirà un percorso completamente diverso che lo porterà direttamente in quella che noi definiamo come shock room, cioè la stanza strutturalmente attrezzata per poter gestire diciamo, praticamente tutte le emergenze, ecco, mediche, chirurgiche e quant'altro. Tra l'altro noi abbiamo come primo punto di accoglienza il triage. Che cosa avviene? Esatto, allora il triage è una parola francese, delle origini francesi, che significa sostanzialmente, viene da triagere, che significa selezionare, ok? Il triage, che qui adesso stiamo riprendendo, è lo spazio, è il luogo in corrispondenza del quale gli infermieri, che hanno seguito tutto un percorso formativo per poter essere qui al triage, gli infermieri devono avere determinati requisiti di anzianità e di formazione di percorso professionale, cosa fanno? Valutano il paziente, innanzitutto il cosiddetto colpo d'occhio, guardano in faccia del paziente, perché a volte prima ancora di parlare si capisce che il paziente è un paziente critico e quindi non gli si dà neanche il tempo di parlare, viene catapultato negli ambulatori di visita. Oppure se il paziente, diciamo così, non mostra delle criticità, viene valutato sulla base di quelli che sono i sintomi riferiti e di quelli che sono i parametri vitali, pressione, frequenza, saturazione arteriosa. Sulla base di tutti questi parametri, l'infermiere di triage dà un codice che non è, diciamo, il cui significato è quello di dare una diversa priorità. Non abbiamo tutti quanti bisogno allo stesso modo del pronto soccorso, c'è quello che ha più bisogno perché è più grave rispetto a quello che ha meno bisogno perché è meno grave. Quindi un codice verde è sicuramente meno grave rispetto a un codice giallo. Certo, quindi il colore che definisce la gravità delle patologie e poi, sì direttore. No, allora stiamo entrando in quella che è la sala d'attesa e lì troveremo le persone. Abbiamo fatto un percorso per far comprendere qual è, diciamo, in emergenza quando si arriva, dove insomma c'è il primo punto di contatto per la comunicazione e poi ci sono le sale d'attesa. Torno tra un attimo da te e saluto naturalmente il dottore che è con te. Filippo, ci sei tu, Filippo? Non so se tu mi senti ora. Sì. Adesso ti sento, abbiamo avuto un po' di... No, dicevo che più che una giornata tranquilla è una giornata morta, diciamo. Cioè, c'è nessuno, cioè voglio dire, a chiunque di noi è capitato di andare a pronto soccorso? Sì, ma assolutamente. E trovare l'inferno, insomma, no? Perché sennò poi andiamo lì e ci troviamo 1000 pazienti, gente che aspetta, barelle sistemate. Meno male, diciamo. Questo è, ma mi diceva prima Rosalba nel collegamento che più in là vedremo forse la sala d'attesa, insomma, perché non è facile, insomma, nei pronti soccorsi della Calabria, così come avviene in altre parti d'Italia, insomma, ma noi siamo un po' più malmessi rispetto agli altri. Sì, forse siamo più malmessi, però visto che l'abbiamo preparata anche io e te in un certo modo, io ti volevo dire, tu hai detto la situazione dei pronti soccorsi in Calabria è insomma, più o meno analoga, diciamo, non credo, però il problema dei pronti soccorsi è un problema nazionale. Io mi sono procurato un articolo che è uscito su un giornale nazionale di Bolzano addirittura, in cui al pronto soccorso c'erano accessi impropri
E senti che cosa hanno fatto? Hanno fatto un'ammenda di 35 euro per chi non stia troppo male e avrebbe quindi bisogno di andare semplicemente dal proprio medico di base. E dal primo maggio del prossimo anno, avevano fatto inizialmente dal 1° gennaio, a chi fa un uso improprio del pronto soccorso viene multato a Bolzano di 35 euro, perché anche là c'è il problema dei problemi, e cioè a dire l'afflusso ai pronti soccorso e al pronto soccorso di Cosenza, perché di questo stiamo parlando. Ora vediamo qualcuno che c'è. Sostanzialmente ci sono accessi che sono assolutamente incredibili. Poi io, grazie anche ad Achille Gentile, mi sono procurato le statistiche del periodo 1° gennaio 2018-30 novembre 2018, quindi aggiornatissimi. E quando vuoi noi siamo in grado di darli. Perfetto, li diamo tra un attimo. Naturalmente noi dobbiamo cercare di migliorarla questa risposta sanitaria in questa regione. Mi pare di sì, mi pare. Dobbiamo fare questo perché è chiaro che viviamo in una regione che ha 1000 problemi e la sanità è sicuramente il settore più attenzionato dalla gente. Io sto male nel pensare che per esempio tantissimi calabresi vanno al nord per farsi curare, spendiamo 320 milioni all'anno, insomma c'è gente che non ha più i soldi, non ha i soldi, rinuncia a curarsi e questa è una cosa gravissima, mi duole il cuore pensare questo, pensare a tanta gente che deve andare fuori dalla regione, che non ha la disponibilità economica, c'è addirittura chi va sotto usura per garantirsi i soldi necessari e curarsi, ma non è possibile una società come dire, civile, bisogna fare in modo che le cose migliorino, come? Parlandone, aprendosi, favorendo la trasparenza, facendo vedere quello che si fa. Io sono di questo avviso, noi abbiamo questo compito e dobbiamo portarlo a termine, dobbiamo essere capaci di fare questo, perché come dire, segnalare le deficienze, indignarci per quello che avviene, va benissimo, questa è una cosa che si fa, ma bisogna dare un contributo perché si migliori, perché si trovi l'occasione, chi è preposto a gestire la nostra sanità trovi le risorse, le idee, abbia un progetto in mente, perché questo che io non vedo, non tocco con mano, qui passiamo da un commissario all'altro e si succedono sempre tanti problemi, ancora il deficit è lì, non sappiamo nemmeno quanti soldi... Ma tieni conto che più che il commissario il punto è il piano di rientro. Ho capito, il piano di rientro, ma non sappiamo nemmeno quanti debiti abbiamo ancora, variano a secondo delle letture. Con i piani di rientro di cui noi stiamo parlando da decenni, e per quanto riguarda proprio i pronti soccorso, i piani di rientro hanno ulteriormente depotenziato sia la medicina territoriale, sia soprattutto l'attività degli ospedali cosiddetti SPOC. Sono d'accordo con te, ma io cittadino... È il punto centrale su cui bisogna intervenire, Filippo, però io... La medicina territoriale di base e il funzionamento degli ospedali SPOC, cioè a dire in provincia di Cosenza, tutti tranne quella appunto di Cosenza. Allora, Filippo, sono d'accordo con te, ma io sono un cittadino che paga le tasse e voglio che lo Stato mi garantisca la risposta in termini sanitari che è nelle mie aspettative e nelle mie prerogative, sì. Perché se no di che cosa stiamo parlando? Ti presento l'altro ospite che è qui con noi, è il professor Sebastiano Andò, che preside la facoltà... Era già preside di farmacia, è un master, è il direttore del master in emergenza urgenza sanitaria. Sì. La situazione è così, cioè in Calabria è un po' come dire, tribolata per via delle vicende che tutti conosciamo e che tanti soldi sono stati sprecati, spesi così, buttati quasi dalla finestra. Oggi che non ci sono ci rendiamo conto che abbiamo necessità di recuperare qualcosa. Non c'è dubbio. Io, se mi consenti, volevo porre l'accento su alcune cose che ha anticipato Veltri, cioè ci sono disagi di natura sistemica, cioè che diciamo, riguardano l'intero sistema sanitario nazionale, ma anche disagi strutturali specifici che riguardano, diciamo, la nostra realtà nosocomiale. Per quanto riguarda il dato sistemico, quello che noi abbiamo affrontato anche con questo master a cui tu hai fatto riferimento, l'abbiamo fatto, era un impegno formativo che ci veniva richiesto dai profondi cambiamenti che hanno
riguardato il mondo dell'emergenza e urgenza. E lo stiamo realizzando, le attività di tirocinio si completeranno il prossimo febbraio, ma l'abbiamo fatto perché? Perché c'era un gap proprio di natura formativa per quanto riguardava il personale sanitario dedicato all'emergenza e all'urgenza. Tu devi pensare che la scuola di specializzazione in medicina d'urgenza approvata nel 99 a livello comunitario è diventata ufficiale nel 2007, quindi abbiamo un novero di nuove figure professionali dedicate specificamente alla medicina d'urgenza che conviveranno con altre figure professionali ereditate però da specialità affini, non formate ad hoc. Perfetto. Non so se è retorica. Va benissimo. Quindi c'è un gap formativo Ho capito, da colmare. Però ho capito, questo avviene domani, ma oggi, sì. oggi come si risponde? Oggi che si dice alla gente? La risposta non sta venendo dal territorio, non viene dal territorio in modo diverso, se tu mi dai 2 minuti. Sì, vedo un attimo il collegamento, Sì. Rosalba Sì. ci fa vedere un altro pezzettino di questo suo Sì. racconto e poi torniamo noi. Vai Rosalba. Non mi ha sentito forse Rosalba. Rosalba, puoi andare? Sì, allora, noi nel tempo insomma, in cui voi da studio avete parlato e quindi dibattuto sul pronto soccorso abbiamo visto tanta gente arrivare, qui c'è un flusso ininterrotto di pazienti e di ambulanze. Andiamo nella sala attesa pazienti perché voi parlavate di barelle, di gente che aspetta in fila ed è qui effettivamente che si vedono proprio le persone in attesa. Dottore, queste lunghe attese, questi locali sono effettivamente adatti ai pazienti o no? Allora, diciamo che probabilmente quando il pronto soccorso è stato concepito il bacino d'utenza potenziale di questa struttura era sicuramente inferiore rispetto a quello attuale. Poi il piano di rientro e la chiusura di numerosi ospedali periferici ha fatto sì che questa gente, che comunque è bisognevole di una risposta sanitaria, deve necessariamente rivolgersi a una struttura che attualmente non è in grado di far fronte a quelle che sono le esigenze, ripeto, di un bacino che credo sia tra i 700 e gli 800 mila abitanti. Dottore, noi in corridoio vediamo delle barelle, una situazione temporanea o una situazione che si protrarrà per giorni, come spesso viene denunciato? No, diciamo che questo è lo spazio dove normalmente vengono allocati i pazienti che sono già stati sottoposti a triage e che non potendo restare seduti vengono chiaramente messi in barella e sono in attesa di visita medica, per cui in tempi ragionevolmente brevi questi pazienti verranno spostati al di là del corridoio, dall'altra parte del corridoio dove ci sono gli ambulatori di visita, dove verranno valutati, verranno sottoposti alla diagnostica strumentale di laboratorio, a quello che c'è da fare e poi verranno eventualmente collocati, che potrà essere dimissione a domicilio, ricovero in ambiente in reparto ospedaliero o in osservazione in pronto soccorso, che si porterà il giusto, il necessario e diciamo così, per quello che è il tempo anche necessario per poter trovare un posto letto dove poter eventualmente allocare quei pazienti che chiaramente hanno bisogno. Quindi potrebbero passare dei giorni a volte, molto spesso ci vengono denunciate queste attese in corridoi, sulle barelle per giorni in pronto soccorso. Allora, ahimè accade che i pazienti restino in pronto soccorso anche per 3-4 giorni, ma in questo non mi sento di voler colpevolizzare la sanità calabrese perché io vengo da quella che viene considerata una regione benchmark per la sanità, cioè la regione Emilia-Romagna, e anche noi avevamo lì tempi di attesa con un ospedale che disponeva del triplo di posti letto rispetto a questo pronto soccorso, rispetto a questo ospedale, avevamo comunque tempi di attesa talvolta anche di 2-3 giorni. Ecco, quindi questo sicuramente non ci rende soli in questo marasma che si chiama sanità italiana. Dottore, questi separé servono sempre per garantire un po' di privacy, no? A chi arriva. Esattamente, perché al di là di queste strutture che le vede di colore azzurro ci sono dei letti dove noi facciamo stazionare, ce ne sono 6, i pazienti cosiddetti in osservazione
È chiaro che essere in osservazione significa dover fare dei prelievi, dover fare a volte delle manovre, diciamo così, che entrano nell'intimo del paziente, quindi ovviamente si crea la necessità di dover separare il paziente da chi è dall'altra parte, che possono essere anche parenti. Quelli che vede qui non sono tutti pazienti, ma sono anche parenti che aspettano chiaramente che il paziente, il proprio congiunto che è dall'altra parte in fase di visita, venga poi restituito. Ecco, questo Certo, andiamo allora verso i codici rossi. Vedo che qui c'è anche una sala di osservazione temporanea, un pronto soccorso che è molto articolato. Sì, è una delle stanze all'interno delle quali noi collochiamo i pazienti in attesa di o dimissione o eventualmente ricovero in reparto di degenza. Qui ci sono 6 letti circa, sì. E sono tutti occupati al momento? Sì, sì. Rosalba? Dicevamo Rosalba, anche mi che senti? mentre ci abbiamo... Sì. Rosalba? Sì, direttore, dici. Tra un attimo saremo di nuovo da te, tra Sì. un attimo solo, saremo pronti e ci racconterai l'altro passaggio. Strutturalmente bisogna però, se no la gente non può stare lì, aspettare, messa in un angolino, aspetta ore e ore e ore prima di essere, no? Allora, ma a tiri, professore, non vorrei che noi dessimo una rappresentazione anche rispetto alle cose dalle quali siamo partiti, che, come dire, non rende bene quello che accade, perché poi quello che accade, le sollecitazioni che insomma, ma anche quelle personali. Io ci sono stato recentemente sì in questo pronto soccorso, sì in un altro pronto soccorso calabrese, e non è quella la situazione, però. Ci sono situazioni strutturali, questo non so se è chiaro quello che voglio dire. È una situazione per cui io voglio chiedere una cosa al professor Andò. Sì. Cioè, io non ho capito, ma non si può mutare l'organizzazione dei pronti soccorso, professore? Allora, quello è il punto che io mi chiedo. Io poc'anzi dicevo al nostro conduttore, manca la risposta del territorio rispetto alle attese programmate. Cosa vuol dire manca la risposta del territorio? Cioè non ci sono le condizioni per cui una quota importante dell'afferenza al pronto soccorso, di cui ora do i numeri, non si rivolge a quelli che sono le sedi più prossime, che sono il medico di famiglia, l'ambulatore specialistico. Andiamo ai numeri. Il 15% di accessi al pronto soccorso attiene al codice bianco, cioè non c'è nessuna ragione di urgenza. Il 66% degli accessi al pronto soccorso attiene al codice verde, cioè alle situazioni che presentano patologie minimali. Allora è chiaro che è un problema strutturale legato esattamente alla educazione sanitaria. Oggi noi abbiamo un consumismo sanitario e una posizione di domanda immediata ai propri bisogni a cui chiaramente spesso non si commisura il servizio erogato, ma non per deficienze interne, questo voglio dire. Faccio un altro esempio. Vi ricordate alcuni anni fa il decreto Balduzzi? Renato Balduzzi aveva istituito queste unità complesse di cure primarie che cominciavano già ad essere presenti, ma non hanno dato le risposte aspettate, prima di tutto perché c'è stata una realizzazione a macchie di leopardo in tutto il territorio nazionale, anche a noi, in territori a noi prossimi, hanno avuto un periodo di vita, ma estremamente contingentato, complesso, eccetera. Ma poi c'era stata, a Balduzzi ci aveva detto, creeremo delle strutture 24 ore su 24 ore che interagiscono con le guardie mediche. Le cose non ci sono state. Un'ultima cosa vuol dire? Vuol dire che il paziente andava alle cure primarie, però completava sempre l'iter diagnostico in sede ospedaliera, cioè l'iter diagnostico non aveva mai una compiutezza a livello territoriale. Questo è il primo punto. Professore, io so solo questo da cittadino, sì. E che praticamente questi nostri pronto soccorsi, sì. no? Io parlo di quelli che conosco certo, in questa regione, certo. È chiaro che poi leggo e vedo che anche in altre parti del paese è così, ma sono dei veri e propri gironi danteschi, sì. cioè dove la gente arriva lì, aspetta, sta lì, ma non per deficienza
come dire, ma dei sanitari. Ci deve essere anche una medicina di base che filtri meglio, che dia risposte più adeguate. Ma io dico, se al pronto soccorso necessitano, che so io, 30 medici, 40 infermieri, ma viva Dio, immettiamoli, no? Certo, immettiamoli, perché ma non così c'è diamo dubbio, risposta alla gente. non c'è dubbio. Qui, conduttore, tu hai proprio toccato un punto importante, cioè noi abbiamo avuto dall'inizio di questo terzo millennio ad oggi il venire meno di circa 27.000 unità di personale dipendente, ma quasi tutto concentrato dal 2008 al 2015, primo. Seconda cosa, abbiamo avuto lo spegnimento di 75.000 posti letto sul territorio nazionale nella dopocrisi. Allora è chiaro che tutto questo determina delle situazioni. Ma qui abbiamo chiuso gli ospedali, la gente dove va a farsi, dove si fa curare, dove va a finire? Filippo. Allora queste sono le carenze strutturali che sono alla base. Devo mandare la pubblicità. Filippo, e poi mando la pubblicità. Sì, mandiamo la pubblicità, perché secondo me le cose che dice il professor sono ovviamente tutte giuste, io poi ne aggiungerò anche altre. Il punto è capire perché in situazioni di altra territorialità, il primario del pronto soccorso mi pare che sia emiliano, poi le risposte, allora i pronti soccorsi sono gironi danteschi, diciamo, magari anche da loro, non lo so, lui così ha detto, fidiamoci di lui. Ma là le risposte poi arrivano diversamente. Le unità di cure primarie di cui parlava giustamente il professor Andò, qui da noi non si sono viste proprio, quello è il punto. La medicina di base territoriale non si sono viste, sono stati chiusi, io non vado altrove. Un periodo l'hanno avuto, però poi hanno fatto proteste, però non se ne è fatto nulla. Filippo, non se ne è fatto niente. Io dico, se tu non funzionano le due cose, allora gli ospedali più vicini a Cosenza quali sono? Rogliano e non lo so quale, e Cetrano, diciamo, Paolo e Cetrano. Se arrivano al pronto soccorso di Cosenza perché il cittadino, noi non troviamo risposta altrove, il punto è che se non trovano risposte manco qua, con chi me la piglio io? Perfetto, ci siamo, devo mandare la pubblicità, poi mandare la pubblicità. Certo, non si può chiedere al cittadino, stabilisci se hai un dolore, se è di codice verde, di codice bianco, di codice giallo. Lo fanno, il cittadino si sente male, va in ospedale, va al pronto soccorso, perché non ha altri punti dove andare, non sa dove rivolgersi. Che vediamo adesso, può essere colpevolizzato il cittadino perché magari accede non avendo i requisiti dell'urgenza in un momento che si sente male? Mandiamo la pubblicità, tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, torniamo in diretta. Allora, prima di dare la parola ai miei ospiti, Rosalba ancora dalla sede del pronto soccorso di Cosenza, l'Annunziata. Rosalba, altro percorso. Sì, direttore, noi siamo qui nel pronto soccorso di Cosenza, abbiamo assistito nel tempo della pubblicità, il dottore Mitaritonno ha fatto dei consulti medici, in tanti si sono avvicinati per chiedere dei tempi, per chiedere anche delle terapie e qui ti posso dire che quello che si percepisce molto e che pesa molto sono i tempi di attesa. Dottore, questi tempi di attesa non si possono in qualche modo snellire? I tempi di attesa, diciamo che la funzione del triage è quella di selezionare i pazienti in base alla loro gravità, non tutti i pazienti hanno lo stesso grado di urgenza e quindi è chiaro che un paziente con un sintomo datato da giorni o settimane probabilmente potrà aspettare qualche minuto in più rispetto a chi arriva con una sintomatologia acuta e che può effettivamente minare la propria salute. A parte questo va poi considerato che qualsiasi sala d'attesa, in qualsiasi posto del mondo,
il tempo viene vissuto in maniera completamente diversa, diciamo così. Il tempo si dilata e quindi un minuto trascorso nelle nostre normali attività di vita in una sala d'attesa, che sia dall'avvocato, dal dentista o in pronto soccorso, diventa un'ora, e quindi è chiaro che la percezione cambia completamente. Certo, anche se certo, insomma, Rosalba, ci rendiamo conto, minuto. no? Anche dai volti, forse per la preoccupazione, volti tirati, che insomma il tempo si è dilatato abbastanza. Quello che le voglio chiedere è quanto questo è un pronto soccorso a cui afferisce tutta la provincia, una provincia che spesso diciamo è la più grande d'Italia. Tra l'altro questo è un ospedale hub, che vuol dire insomma che è un punto di riferimento anche regionale. Quanti arrivano dall'intera provincia, quanti da fuori dalla provincia, quindi che tipo di utenza avete? Ma da fuori provincia intende fuori dalla provincia dalla città di Cosenza, beh, direi che siamo su un buon 60-65%, insomma, rispetto a quella che è l'utenza cittadina. Certo, mentre ci dirigiamo verso i codici rossi, così vediamo perché l'assistenza per i codici rossi ha un altro tipo di accoglienza, le volevo chiedere quanto si fa un uso improprio del pronto soccorso? Ma l'uso improprio, se vogliamo definire improprio l'uso del pronto soccorso in base al codice colore, direi che noi riceviamo circa il 60-65% di pazienti in codice bianco o verde, il che significa che sono pazienti che teoricamente dovrebbero praticamente seguire un percorso diverso, cioè al di fuori dell'ospedale e comunque al di fuori del pronto soccorso. Va però detta una cosa, che quando parliamo di codici colore dobbiamo sempre considerare che al di là della preparazione dell'infermiere di triage, al di là dell'esperienza, al di là di quello che può essere diciamo così, le capacità professionali di chi valuta in prima istanza il paziente, dietro un codice bianco o verde si possono a volte nascondere anche patologie estremamente gravi che magari vengono raccontate male o vengono descritte male dall'utente, per cui se ci focalizziamo su quel 65% di codici bianchi verdi, direi che l'inappropriatezza è nel 60-65%, quella percentuale c'è anche qualcosa che magari può, diciamo così, può avere la propria importanza. Lei mi diceva che ci sono dei momenti particolarmente significativi e di intenso lavoro per voi, che sono ad esempio le feste. Sì, diciamo che il periodo festivo, cioè quindi tutti i giorni rossi sul calendario, l'affluenza al pronto soccorso aumenta, e questo riconosce diverse motivazioni, ad esempio il fatto che i medici di base durante i fine settimana o nei giorni di festa non lavorano. Sì, esiste anche la cosiddetta guardia medica, il medico di continuità assistenziale, che però è un'entità spesso non ben definita per quelle che sono le proprie competenze e che spesso anche la popolazione ignora, per cui nell'immaginario della popolazione: non sto bene di sabato sera o di domenica mattina, non c'è il mio medico di base, vado in pronto soccorso. E quindi questo significa sicuramente implementare il numero di accessi durante un periodo che tra l'altro è anche un po' complicato per l'ospedale, perché le attività assistenziali di qualsiasi ospedale vengono ridotte durante i giorni di festa per ovvi motivi. Certo, qui siamo proprio nella zona dedicata ai codici rossi, quindi significa pazienti molto gravi. Dottore, intanto c'è un ambulatorio dedicato? Sì, noi stiamo facendo il percorso che ovviamente in tempi molto più rapidi fa il paziente che a bordo di una barella arriva qui in pronto soccorso. E qui ce ne sono di barelle in attesa? Sì, questo è uno spazio dedicato all'attesa per quei pazienti che sono già stati visitati dai medici e che aspettano eventualmente di andare a fare una diagnostica radiologica o una consulenza. Ma il paziente che arriva in codice rosso entra direttamente in questa stanza, che è appunto la stanza dedicata alla gestione dei pazienti in codice rosso. Per fortuna in questo momento è vuota, certo. E dico per fortuna perché... Direttore, ci dica. Prendiamo un attimo noi. Pronto? Rosalba, prendiamo un attimo noi la linea e poi te la diamo tra un attimo, un secondo solo, quando in studio commentiamo quello che abbiamo appena sentito, va bene? Ci vediamo tra pochissimo. Naturalmente Filippo, hai cominciato a vedere le barelle sistemate, la gente diceva... Sì, là mi sono ricordato in quel posto c'ero pure io. Voglio dire... Il professor Andò ha dato delle cifre interessanti. Io su quelle cifre
che credo siano le cifre generali però. Sì. Quelle dell'Annunziata, del pronto soccorso dell'Annunziata, sono addirittura superiori, perché i codici bianchi, verdi e gialli sostanzialmente sono quasi il 90%. I codici rossi, professor Andò, nel periodo, ripeto, 1 gennaio 30 novembre del 2018, i codici rossi sono soltanto l'1,7%. L'1,7%. Il che ci rimanda alle motivazioni di cui stavamo parlando prima, del perché poi invece questi pronto soccorso, se i codici rossi sono solo l'1,7%, si trasformano in gironi danteschi. Perché si trasformano in gironi danteschi? Questa è la domanda che il cittadino utente si fa. Perché? Perché ci sono accessi impropri. Il dato nazionale ci dice che 66% sono i codici verdi, questo è il dato nazionale, 15% i codici bianchi, ma dicono che addirittura il 15% di questo 66% di codici verdi potrebbe essere addirittura seguito negli ambulatori specialistici, nei medici di base. In altre parole, su un numero totale di accessi nazionali, dico di 24 milioni di accessi l'anno, 6 milioni di accessi, è il dato nazionale, sono definiti inutili. Quindi 6 milioni di accessi. Quindi c'è un dato sistemico che chiaramente avrà delle specificità anche logistico-strutturali. Teniamo conto, e Mitaridonno ne dirà atto, che la superficie in termini di metri quadrati del nostro pronto soccorso è di 400 metri quadri. Non è sufficiente. Il dato medio nazionale supera i 1000 metri quadri. Ecco, non è sufficiente. Allora, non è sufficiente. è chiaro che c'è un effetto sommatorio di influenze sistemiche, ma anche strutturali, specifiche, che si possono correggere. Anche la dislocazione del servizio di radiologia è una dislocazione un po' decentrata rispetto al pronto soccorso, quindi si devono mettere in atto anche degli accorgimenti di contiguità logistica per dare una performance prestazionale ottimale. Ecco, questo è il senso. Poi c'è la questione dei medici, professor, perché nei pronto soccorso sostanzialmente non ci vuole andare nessuno. Perché ecco, il dato io che questo, diceva... se il conduttore mi dà la possibilità di poter intervenire, ecco, volevo dirti nel questo. Nel pronto soccorso di Cosenza era stato bandito, glielo do io il dato, nel pronto soccorso di Cosenza era stato bandito un concorso per 4 medici e hanno partecipato solo 2 medici, partecipato. Di cui uno solo in servizio, mi pare. Di cui uno solo in servizio, cioè voglio dire, poi di questo stiamo parlando. Addirittura, sempre per andare ad altre parti del paese, il professor Andò ne ha conoscenza, a Parma hanno bandito il concorso e non ha partecipato nessuno. Ecco, io volevo dire pronto questo. Noi abbiamo sul mercato professionale in arrivo i nuovi specialisti in medicina d'urgenza. Questi nuovi specialisti in medicina d'urgenza dovranno convivere con chi si trova in un pronto soccorso in una condizione quasi di provvisorietà, nel senso che proviene da specialità contigue e non spetta altro che essere sostituito all'ambito di specialità di partenza. Perché? Perché i connotati di una figura professionale che fino agli anni '80 che cos'era? Noi lo vedevamo come una sorta di vigile sanitario, piccole traumatologie, eccetera. Oggi invece è un professionista che si dedica alla cura intensiva del malato critico. C'è una transizione importante che deve dare una giusta collocazione nell'organizzazione ospedaliera nel suo complesso, cosa che ancora non c'è, ad una figura di nuovo inserimento che proviene da una specialità ad hoc secondo standard formativi europei. Quindi questa, diciamo, è la nuova ribalta professionale che dovremmo ospitare. E col personale preesistente bisogna convivere, c'è un gap professionale, quindi occorre che ci sia un'integrazione nei confronti da parte degli ospedali, da parte della degenza, non come una struttura che è un corpo separato o che esprime una forzatura nei confronti delle attività di degenza, ma che invece è una struttura che deve migliorare la prestazione complessiva nosocomiale sapendosi integrare anche con i reparti di tipo specialistico. Allo stato attuale questa integrazione non c'è e la dovremmo raggiungere. Questo è il senso praticamente delle cose attuali. Ho capito, professore, ho capito. Nel frattempo, puntini sospensivi. Sì, però, scusatemi, è chiaro che va ripensato. Certo, no, va ripensato perché
voglio dire, Certo. è chiaro che la gente non è che può star lì a aspettare ore e ore per essere visitato. È chiaro che questo non va addebitato ai sanitari che lì si fanno in 4. Perché raddoppiano i turni, i 7 diventano 14 ore, quelli che ci sono gli veramente sono la cosa, fanno i salti mortali, assolutamente. Ma anche i cittadini può essere addebitato però. E aspetta, e anche i cittadini, perché il cittadino, scusa, va lì, dice scusi, io voglio essere visitato, perché io vengo qui perché ho avvertito un malore. Ci sono anche, come dicevo, fasce di indigenza sociale che vanno lì. Ho capito, però lo Stato mi deve garantire. Certo. Io sono un cittadino, pago le tasse e devo essere garantito. Certo. Quando chiedo l'assistenza sanitaria mi deve arrivare una risposta, deve arrivare in maniera celere. Non c'è dubbio. Perché se io vado lì, devo aspettare, sistemano una barella, aspetto ore e ore e ore e ore, non si sa perché, qual è il problema, non si capisce bene. Infatti se non funziona la medicina di base, ho capito qual è il punto, non funziona la medicina di base, sono chiusi gli ospedali. Che cosa succede? Cioè, non è che si può caricare al cittadino questa cosa qua, perché voglio dire, nel frattempo che si fanno tutte le cose che devono essere fatte, l'ampliamento del pronto soccorso, che noi che facciamo? Che cosa facciamo noi? Che cosa facciamo noi? Dobbiamo come dire, sopportare sempre, costantemente, in tutte le cose. Se uno si rivolge al medico di base, il medico di base o non risponde, o non c'è, oppure gli dice al telefono, parla al telefono, e quindi, cioè, voglio dire, c'è una situazione che riguarda non un'altra cosa, riguarda la salute dei cittadini. Che è la cosa principale. La cosa principale. Certo. Rosalba, continua il tuo viaggio, Rosalba. Rosalba, continua il tuo viaggio, vai. Ciao. So se non riesci a sentire. Non ti sente, secondo me. Rosalba, mi senti? Puoi continuare il tuo viaggio. Sì, direttore. Allora, noi ci siamo esattamente dove ci avevate lasciato, nell'ambulatorio dedicato ai codici rossi. Intanto qui c'è davvero un via vai di barelle, ci rendiamo conto di quanti accessi concreti ci siano al pronto soccorso. A proposito di numeri, 76.000 se ne sono registrati lo scorso anno. Sempre relativamente ai numeri, al dottore chiediamo, avete abbastanza medici, infermieri per far fronte a questa mole di lavoro? Direi assolutamente di no, innanzitutto per quello che riguarda i medici. Abbiamo delle grosse criticità, nonostante l'azienda abbia messo in atto tutto ciò che è possibile fare per reperire medici. Si fa una grande difficoltà a trovare professionisti che vogliono venire a lavorare in pronto soccorso. Quanti ne mancano qui? Diciamo in questo momento io avrei bisogno ancora per raggiungere un minimo sindacale almeno 5 unità, almeno, sì. Quindi è un numero importante. E allora come si garantiscono le prestazioni? Significa doppi turni, significa tanti sacrifici? Sì, le prestazioni e l'assistenza ai pazienti, la copertura dei turni, che è una cosa da cui ovviamente non si può prescindere, viene garantita dal sacrificio del personale, medici e infermieri, e viene garantita dallo spirito di appartenenza, da quello che è una forma di rispetto del nostro giuramento ippocratico, dal fatto che c'è gente che passa veramente tanto tempo qui anche al di fuori di quello che è l'orario di lavoro. Io penso che la popolazione di Cosenza e provincia debba molto a questo personale, ai nostri medici, ai nostri infermieri, ai nostri OS, perché tutti quanti sono veramente allo stremo per quello che concerne le proprie risorse fisiche e mentali, ma non perdono mai di vista quelle che sono le priorità, cioè l'assistenza al paziente. Io qui vedo accanto alle barelle, lo dicevamo, ne sono tante, molti dei parenti, e le chiedo questo: senza l'aiuto dei parenti, dei pazienti, sarebbe possibile garantire la stessa assistenza? Diciamo che la funzione del parente non è tanto quella assistenziale nel termine
tecnico, per quello che è l'accezione proprio del termine, dal punto di vista tecnico, ma è quello di supportarci nelle situazioni in cui non riusciamo ad avere sott'occhio, cioè di poter monitorare tutti i pazienti. Questo avviene, visto la mole di pazienti? Si ritorna sempre al punto di partenza, magari potremmo anche farcela da soli, ma il problema è che strutturalmente, come lei vede, noi non abbiamo tutti e 40 i pazienti che al momento sono in pronto soccorso sott'occhio, perché questa struttura è, diciamo così, concepita male e non è adeguata, non consente, diciamo così, di poter fare questo tipo di osservazione, perché se ci fosse uno spazio, se fosse strutturata in maniera diversa, qualsiasi medico avrebbe, diciamo così, i suoi pazienti a vista e quindi potrebbe sicuramente riconoscere in tempi ragionevolmente brevi eventuali diciamo così, eventuali peggioramenti del paziente stesso. Quindi è chiaro che la presenza del parente è fondamentale. Ahimè, purtroppo in Calabria le famiglie sono molto numerose e non sempre comprendono che alla luce degli spazi avere 3, 4, 5 parenti intorno ad una barella non fa altro che rallentare ulteriormente il processo e creare ulteriore confusione che spesso non va a favore del paziente stesso. Certo, tra l'altro in pronto soccorso si arriva anche in situazioni di emergenza, quindi con grande paura, a volte con il pregiudizio di non ricevere subito le cure dovute. Allora si creano momenti di tensione, siete sicuri, vi sentite al sicuro come sanitari? Allora, la risposta l'articolerei in 2 fasi. Per quello che riguarda il discorso dello stato emotivo, diciamo, dell'angoscia con la quale i pazienti o i parenti arrivano in pronto soccorso, io tendo sempre a dire scherzosamente che la pandemia del XXI secolo si chiama ansia. E direi che una larga percentuale di accessi in pronto soccorso sono dettati dall'ansia del paziente o del parente, e probabilmente sono quelli che creano poi anche più ingorgo dal punto di vista gestionale, dal punto di vista proprio delle relazioni personali. La seconda parte, la sicurezza, avete avuto notizia forse voi per primi negli scorsi giorni? Sì, direttore. Rosalba, adesso andiamo noi un attimo dallo studio, poi ti do la linea così vai a chiudere tu il collegamento esterno, va bene? Perché siamo nella fase, diciamo, calda, vedo tanta gente che arriva, magari c'è un carico di dolore per quella gente che va lì e aspetta di essere visitata, di essere magari se qualche utente volesse parlare curata. Se trovi qualche utente, Rosalba, che voglia dire qualcosa, sentiamo anche la voce della gente. Filippo, allora, no, noi non abbiamo risposte, perché le risposte... No, non ci sono risposte. E neanche il professor Andogri. Noi abbiamo solo documentato quello che c'è. Naturalmente è un giorno, come dire, tranquillo, tra virgolette, perché avete visto non c'è la calca invece che si registra quotidianamente. Io non lo so, da cittadino calabrese, cosa devo aspettarmi dalla sanità. Io vorrei che ci fossero risposte immediate, che ci fosse un'idea proprio bella, lineare, limpida della sanità, volta, come dire, all'interesse, nell'interesse del cittadino utente, professor Andò. Ma intanto delle criticità sono emerse, quindi non è che non sono prefigurabili dei correttivi di prossimità. Mitaritone ha parlato di 5 medici in più come pianta organica. Che non ci sono. Allora una ridistribuzione nell'ambito del comparto dell'emergenza e urgenza, ad esempio prelevando del personale medico dalla 118, le cui ambulanze spesso, alla luce anche dei dati che abbiamo detto, hanno una sola finalità veicolare del paziente, non so se ne intendete. Ecco, un utilizzo del personale medico a vantaggio delle attività di pronto soccorso, personale medico proveniente dal 118, potrebbe essere un qualcosa proponibile per venire incontro, è il caso di dire, proprio all'emergenza. Ma c'è fattibile, professore, mi scusi, è fattibile con... Certo, la mobilità dei medici del pronto soccorso, certo in modo concordato e concertato,
a vantaggio delle attività del pronto soccorso in situazioni di criticità come quello che spesso viviamo. Pensate che di qui a breve noi c'è una ricorrenza, caro conduttore, sai qual è? L'epidemia influenzale. Quando c'è l'epidemia influenzale c'è uno stato di congestione totale del pronto soccorso per una semplice questione, che ti viene il paziente giovane con mal di coda, un rialzo termico, eccetera. Ti viene anche il paziente con patologie croniche degenerative e quindi con complicazioni severe, sempre in occasione dell'epidemia influenzale, che deve essere affrontato in modo differenziato, con percorsi chiaramente di cura completamente differenziati. Allora, tutto questo, perché io dico che alla base di tutto c'è una risposta del territorio che non viene in termini di medicina generale di base, non viene in termini soprattutto di assistenza domiciliare. Se noi andiamo in aree geografiche più fortunate della nostra, vediamo che c'è anche una recettività di ritorno che qui non c'è, ritorno cioè dal pronto soccorso, e cioè l'anziano portatore di patologie croniche, con trattamenti polifarmacologici, viene poi assistito a livello domiciliare. Ci sono i cosiddetti letti intermedi, non so se rendo l'idea, che da noi complessivamente mancano le strutture. Allora tutto questo è chiaro che alleggerisce il comparto dell'emergenza-urgenza nel proprio complesso. Certo, poi c'è una recettività, io facendo riferimento ai numeri che ho dato, turnover ci ha punito soprattutto l'umanità sofferente del meridione. Io ho detto che a livello nazionale, do questo dato un po' corretto, nel dopocrisi, dal 2008 al 2015, sono stati abrogati in organico 27.000 unità operative dall'organico nazionale. Ma quello che è più importante è che allo stato attuale dobbiamo dire che i tagli che ci sono stati in Italia non ci sono stati in nessun paese europeo. Pensate che il numero di posti letto per 1.000 abitanti è 6,3 in Francia, 8,2 in Germania, 3,6 in Italia. Quindi al di sotto di gran lungo della media europea. Allora è chiaro che tutto questo ha una sua influenza a cascata su quello che è il comparto dell'emergenza e dell'urgenza. Quindi c'è un dato strutturale sistemico di cui bisogna tenere conto, ci sono dei rimedi specificamente legati a deficit anche strutturali particolari della nostra realtà nosocomiale che abbiamo menzionato. Bene, io adesso i piani di rientro in questi anni ci hanno ammazzato letteralmente. Mamma mia, non ne parliamo. Però, scusami. Ha ragione Filippo. Al tavolo di verifica emergono due dati impossibili. Guardate che è preoccupante. Al tavolo di verifica emerge una migrazione sanitaria arrivata a 320 milioni. Ma di più c'è uno score valutativo dei LEA. I livelli essenziali di assistenza. Noi siamo su 135 quando il dato nazionale è sui 150 o d'oltre, non so, Scura l'ha comunicato questi dati con aggiustamenti. Allora il dato che è preoccupante è proprio quello da cui si parte, che ci dà un orizzonte a tinte fosche per il futuro. Quindi noi dobbiamo cercare di trovare delle isorisorse, cioè degli strumenti di maggiore razionalizzazione a livello della realtà di cui già disponiamo, e questo penso che è dobbiamo trovarlo. Allora facciamo così adesso, diamo la linea a Rosalba che va a chiudere questa sua incursione nel pronto soccorso di Cosenza, poi mandiamo la pubblicità e in studio andiamo a chiudere la trasmissione. Allora a te Rosalba. Sì, allora, ultimo collegamento dal pronto soccorso di Cosenza, vi diciamo che abbiamo visto tante barelle passare da qui, tante sedioline a rotelle, tanti pazienti che avevano evidentemente codici bianchi, che a piedi insomma cercavano indicazioni per trovare delle risposte, quindi più che una giornata sottotono io direi che è una giornata intensa, forse non ci sono giornate sottotono al pronto soccorso, è di questo che stavamo parlando con il direttore. L'ultima domanda che vorrei fare è come poter migliorare le prestazioni, soprattutto snellire queste attese, e poi ancora molti forse lamentano una poca umanizzazione del personale, forse lo stress di cui parlavamo prima, c'è una formazione in corso che si può fare?
Allora, sicuramente uno dei modi per poter lavorare meglio sarebbe quello di poter disporre di un numero più congruo di persone, di personale, medici, infermieri e OS. E in questo senso, diciamo, l'azienda si sta determinando, perché arriveranno dei nuovi medici in pronto soccorso, almeno 2-3 nelle prossime settimane, e in previsione dell'arrivo di circa 10 infermieri. E già questo sicuramente darà una grande mano, perché lì mi insegna che quando si lavora sotto stress la soglia di sopportazione anche di eventi banali può chiaramente si abbassa significativamente, e quindi anche alcuni comportamenti che vengono diciamo così ci vengono contestati dall'utenza, per quanto non siano accettabili umanamente, forse un minimo di comprensione lo meritano. In merito al discorso poi della umanizzazione, del percorso di umanizzazione, per il 2019 abbiamo organizzato con l'azienda un percorso formativo mirato, incentrato proprio sulla comunicazione, che è secondo me l'elemento vincente nel rapportarsi alla gente. Sarà coinvolto un docente universitario di Bologna, una persona che ho avuto modo di apprezzare in altre circostanze, e sarà esteso a tutto il personale, medici, infermieri e OS del pronto soccorso. Sarà articolato in diversi step nell'arco dell'anno 2019, e sono convinto che questo sarà sicuramente un ulteriore momento di arricchimento, come già ce ne sono stati nel corso del 2018 e del 2017. Grazie, grazie al direttore per essere stato con noi. Noi ti restituiamo la linea e magari ci ripromettiamo di ritornare quando avrà la sua equipe ampliata e verificare ancora una volta se alcune delle criticità che lei stesso ci ha evidenziato, no? Come i locali poco adatti, come la possibilità di turni snervanti che effettivamente costringono i pazienti a lunghe attese. Ebbene, se queste criticità saranno superate. A te la linea. Bene, grazie Rosalba, ottimo lavoro come sempre. Noi abbiamo così mostrato ciò che avviene con le nostre telecamere. Filippo, il nostro compito è questo: sottoporre all'attenzione. I cittadini già lo sanno bene, perché lo sperimentano sulla propria pelle cosa significa anche quello di cercare, rivolgersi ai pronti soccorso. A chi ci amministra, a chi ha il potere di assumere delle decisioni e deve farlo in fretta. Ti faccio questa domanda, Filippo. Il Presidente della Regione adesso contesta la nomina del commissario perché ci sarebbero, come dire, degli elementi di incostituzionalità, almeno mi pare di aver capito questo. Ma allora, scusa, ma poteva farlo anche prima con Scura, però, o no? Ma il punto che lui contesta non tanto la nomina di... No, non la nomina, l'istituto proprio del commissariamento. L'istituto, ho capito. Quello è il punto. E poteva farlo anche prima, avremmo guadagnato un po' di tempo. Però il punto vero è che noi ci troviamo da non so quanti anni in una gestione commissariale che è stata proposta da due presidenti della giunta regionale, che è stata proposta, accettata e che si è trascinata fino ad ora, e che questo di cui parlavamo anche col professor Andò, che secondo me è all'origine di questa situazione, perché i piani di rientro che sono stati fatti e che vengono fatti hanno finito per ucciderla definitivamente la sanità, che già aveva dei problemi di suo. Quello è il punto, non tanto la figura di X o Y alla gestione della ma questo ci siamo. Il punto è esattamente questo. Ma Filippo, ma questo significa che adesso continueremo ad assistere a situazioni ancora di difficoltà in cui non si potranno procedere alle assunzioni, certo che questo. Continueremo ancora a vedere ospedali chiusi, quelli che funzionano a metà, certo. Quelli che non funzionano affatto, cioè la gente è così. Il cittadino calabrese sta lì. I cittadini devono sapere che i governi nazionali che si sono succeduti in questi anni non ci hanno calcolato affatto, Filippo. No, quindi non soltanto questo. No, anche il precedente non ci ha proprio calcolato, questo, Filippo. per essere chiari per dirla tutta fino in fondo, non soltanto questi, ma anche quelli che l'hanno preceduto hanno avallato la scelta della gestione commissariale, che poi non è che non ha favorito nessuno, ha favorito alcuni. Perché i dati che voi avete dato, sia tu che il professor Andò, sulle migrazioni sanitarie, cito solo questo dato,
significa che qualcuno ci ha guadagnato in questa gestione chiaro, e nei piani di rientro. è chiaro, noi siamo sempre i peones, noi siamo i cittadini di serie B, siamo quelli che subiscono passivamente ciò che viene deciso sopra la nostra testa. Io dico che è arrivato il momento anche di dire basta, no? Basta, insomma, no? Un calabrese... Ma ci abbiamo pure provato, quando sono state fatte anche manifestazioni, mica non ce le ricordiamo. Ho capito, ma Filippo, ma alla fine che dobbiamo? Non ci calcola nessuno, che cosa dobbiamo fare? Appunto, per dire che c'è un che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Dobbiamo sopportare tutto, sempre, costantemente? No, assolutamente no. Assolutamente no. Io credo che ci sia bisogno anche dalle cose a questo tipo, partendo da questo tipo di realtà che noi cerchiamo di raccontare nel modo in cui possiamo, c'è bisogno che ci sia una cosa, perché non è possibile che si vada avanti. Senti Filippo, se la situazione se viviamo questa situazione è forse perché abbiamo anche, come dire, una classe politica forse debole, una politica debole, incapace di imporre. Hai un peso che è inesistente sui governi nazionali. E allora, cioè, voglio dire che noi che andiamo a votare, ho capito, però alla fine i nostri rappresentanti non sono tenuti in debita considerazione a Roma, poi... O non fanno quello che debbono fare. Ho capito, scusa, adesso viviamo quest'altra situazione, domani c'è questa manifestazione dei lavoratori socialmente utili, pubblica utilità, anche qui siamo nel precariato, il precariato, 20 anni di precariato, anche questa è una vicenda lunghissima, cioè, ma sono tante vertenze aperte, va capito, ha rimodulato anche il ruolo che abbiamo come regione, come popolo, perché viva Dio non possiamo più sopportare che le decisioni che riguardano noi cittadini vengano assunte altrove e alla nostra insaputa. Noi siamo quelli che poi dobbiamo sopportare il peso. Infatti questo è stato fatto, cioè la decisione di rimuovere il precedente commissario e di rimetterne un altro non ha risolto alcun problema, questo è il punto. Il punto è che bisognava prima, bisogna ora, quindi ora Presidente del Consiglio Conte, prima Presidente del Consiglio Gentiloni, prima ancora di lui ce n'erano stati altri due. Bisognava che questi prendessero in mano la situazione e quindi capire che questa gestione commissariale uccideva la sanità in una parte del territorio da loro amministrato. Punto. Però il commissariamento, diciamo, è il risultato delle ruberie che si sono registrate negli anni precedenti. Che ci sono stati negli anni scorsi, nei decenni scorsi, perfetto. Ma quando tu ti rendi conto che la gestione commissariale, che è cominciata da 10 anni, non ha prodotto alcun risultato, riprodurla ancora una volta significa aggiungere errore d'errore. Bene, professor Andò, come se ne esce? Ma se ne esce... Non so se il professor Andò è d'accordo innanzitutto. Sì, io sono d'accordo su questa lettura, cioè restituire la sanità calabrese ai calabresi, cioè ai suoi riferimenti istituzionali normali. Questo è il dato più importante, proprio a partire da trincee professionali come quelle che abbiamo visto oggi, ed è il merito appunto della ma noi vediamo, se gli altri direttori generali ci danno la possibilità di portare le nostre telecamere nei pronti soccorsi e documentare quello che avviene, noi siamo questo è l'inizio di un percorso noi siamo pronti, per affrontare soluzioni operative che vanno al di là dei conti in ordine, perché gli indicatori della nostra tenuta regionale sono indicatori di assoluta negatività. Ne abbiamo dato due emblematici: la migrazione, che è un atto di sudditanza e di servitù verso altre aree geografiche che campano a spese nostre; l'altra, livello qualitativo, la minaccia che i livelli essenziali di assistenza siano progressivamente abbassati. E questo vuol dire una retrocessione dell'intera comunità calabrese che dobbiamo evitare a tutti i costi. Beh, speriamo. Io penso, il mio pensiero va a quella gente che, come dire, non ha i soldi necessari per curarsi, certo. E rinuncia. Rinuncia, che è una cosa gravissima. Mi sento veramente male per una cosa di questo tipo. Sono veramente una cosa allucinante. Filippo, noi chiudiamo qui. Il nostro è un contributo.
se ci verrà data la possibilità vorremmo andare avanti, vero Filippo? Raccontare... Sì, assolutamente, vediamo quello che succede in altre realtà. Non è che secondo me la situazione poi è tanto diversa, per capire. No, in altre andiamo... Mi piacerebbe raccontare... Semplicemente sollevare il fatto, appunto, ancora una volta, che prima, durante e dopo la gestione della sanità è stata tolta dalle mani dei calabresi, portata a un commissario. Che sia la migliore persona del mondo non lo sappiamo. Non è questo il punto, però il dato di fatto è che prosegue questa situazione ormai da troppi anni che ci sta portando a situazioni come quelle che il primario del pronto soccorso di Cosenza ci ha poco fa detto, cioè a dire che gli mancano 5 medici, perché poi non c'è turnover, non c'è ricambio, sono diminuite le risorse, i LEA sono quelli che sono e noi ci troviamo così. E noi da calabresi soffriamo. Mi piacerebbe raccontare per esempio come funziona la sanità nella Locride, perché nei telegiornali passiamo un giorno sì e l'altro pure la protesta dei cittadini. Mi piacerebbe raccontare come hanno fatto in questi anni con l'ospedale chiuso a Praia e Mare, così come a Trebisacce, quando avviene quello che avviene a Lamezia, quello che avviene a Catanzaro, perché ho ricevuto una lettera l'altro giorno dal pronto soccorso di Catanzaro, anche lì una situazione allucinante, lunghe attese, anche lì folla oceanica ogni giorno. Così come il pronto soccorso di Vibo Valentia, di Crotone, ecco, trasparenza, raccontiamo ai cittadini calabresi come stanno realmente le cose, andiamoci dentro, documentiamo, testimoniamo, perché abbiamo bisogno di questo. Poi può essere criticabile, quello che volete, un atteggiamento di questo tipo, però secondo me è l'unico modo per far capire ai calabresi cosa avviene nella nostra terra. Ed è un modo per tenere unito questo territorio calabrese, perché quello che si fa a Cosenza non si sa a Catanzaro, quello che si fa a Catanzaro non si sa a Reggio, allora mettere in circuito, e perché no, una trasmissione del genere può servire, può essere utile, e se riesce a stimolare, a convogliare energie positive, se riesce a rompere certi schemi, è già un grandissimo successo. Grazie Filippo. Buona serata a tutti. Grazie a voi. Grazie al professor Landò, un grazie al direttore generale Achille Gentile, che ci ha consentito di entrare con le telecamere. Per me è stato facile, ma alla fine ce l'ha concesso. Aspettiamo che altri direttori generali ci diano l'ok per entrare nei pronti soccorsi degli ospedali calabresi, perché i cittadini è giusto che vedano quello che avviene. Certo, le telecamere edulcorano un po', ma immaginate però cosa c'è dietro la telecamera, quanta sofferenza c'è, quanta attesa c'è, quanto dolore c'è. È questo che va documentato. Ci vediamo domani, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.